Cagliari Online in diretta, questa mattina direttamente dal porticciolo di Susicu. Le immagini che state vedendo in questo istante fanno riferimento alle operazioni di bonifica e al relativo smontaggio del ristorante galleggiante. Gli operai incaricati di una ditta specializzata stanno proprio, come potete notare, operando con il pontone che dovrà poi portar via i resti del natante. La Colsub Lavori Subacquei Servizi Cagliari sta proprio effettuando l'intervento tecnico, intanto per smontare anche le parti del motore e quindi evitare qualsiasi sversamento a mare di liquido inquinante, e poi saranno asportate, tagliate tutte le parti del ristorante galleggiante per poi essere la parte dei rifiuti, diciamo, del materiale ingombrante sarà poi conferito al silos dell'autorità portuale per poi essere naturalmente smaltito con tutte le procedure a norma di legge. Operazioni che sono cominciate già da ieri, proseguiranno per tutta la giornata odierna. Potete sentire i rumori, naturalmente si stanno pian piano smontando le parti, quindi le pareti di questa imbarcazione. Qualche mese fa ricorderete proprio la notizia riguardante il natante, proprio che stava letteralmente colando a picco, e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei reparti naturalmente di competenza subacquei era stato evitato il peggio. Come ci accennavano gli operai, dicevamo, procedono appunto queste operazioni tecniche, l'intervento per portare via definitivamente questa sorta di relitto da questo specchio d'acqua di fronte a Bonaria. Da Cagliari Online per ora è tutto, vi riaggiorneremo nelle prossime edizioni.